Andrea, dove sei finito? La via di giungla è presente, il microfono sono quello che registra. Bene, buonasera a tutte e a tutti, vi ringrazio per essere qui questa sera. Stiamo cominciando un nuovo ciclo di incontri della storia di storie che appunto come Associazione Casa del Popolo ringrazio per questo nuovo appunto ciclo di eventi, di iniziative. Che evolve tra l'altro di una dritta rappresentanza di collaborazioni che appunto ringrazio a partire dall'Arcipelago di Corleons, l'ANPI provinciale di Pordenone, l'associazione Troteo e lo SPI CGL. In questo incontro presentiamo questo libro, Tito Zaniboni e il complotto sull'anno per uccidere Mussolini, e abbiamo il piacere di avere qui l'autore che appunto ringraziamo per la sua partecipazione e presenza, Dino Baratin, e ad accompagnarci per aiutarci anche a contestualizzare gli eventi, i fatti raccontati in questo libro, abbiamo lo storico Alessio Conte. Ecco, prima di passare la parola ai nostri due ospiti, come Associazione Casa del Popolo, siamo molto contenti di ospitare la presentazione di questo libro, che è una riedizione. La prima edizione è di una decina di anni fa, se non sbaglio, questa è un'edizione nuova uscita nel 22 che è stata aggiornata. È un libro molto interessante, avvincente, potremmo dire che se non fosse perché le storie raccontate sono effettivamente tutte vere, potrebbero sembrare personaggi di un romanzo, di un libro giallo. La cosa molto interessante è che si tratta, in questo libro si racconta un avvenimento poco anche conosciuto, nel senso che anche la ricerca storica poco ha trattato questi fatti, appunto questi tentativi potremmo dire, di tirannicidio, cioè, questo raccontato qui di Tito Zaniboni è il primo, ce ne furono poi altri successivamente, vengono anche citati qui all'interno, però poco considerati dalla storia. Questo libro forma, potremmo dire, una sorta di lacuna, perché su Tito Zaniboni è quello che accadde quel 4 novembre 1925, non è facile trovare molte notizie. La cosa che lo rende ancora più interessante è il legame con queste terre, con questo territorio, perché è proprio per questo legame che i fatti che accadono a Roma vengono invece resi più vicini a noi, e potremmo dire che c'è anche una sorta di piccolo legame con Pordenone,
perché per l'amicizia e per la militanza politica, anzi, di Balboni con l'avvocato Ebbero, perché furono appunto entrambi eletti nel 1921 e quindi insomma ebbe modo di frequentare anche Cordelone per questo motivo. E poi perché trattiamo un periodo storico che, almeno anche per noi dell'Associazione Casa del Popolo, per il quartiere di Torre, è collocato in un periodo molto interessante e che a noi tocca particolarmente perché è il periodo in cui appunto il fascismo mostra la sua vera natura, la sua vera faccia. Qui dove abbiamo avuto le barricate antifasciste nel 21 ed è tutto quel periodo lì molto intenso fino alla presa del potere, l'ingresso nelle istituzioni, ecco, dal punto di vista storico un momento molto interessante. Però per entrare in quello che è appunto il contesto in cui queste vicende si consumano, passo la parola ad Alessio, che ci saprà sicuramente dire meglio. Esatto, grazie. Allora, io la prendo proprio larga e parlerei a partire dal significato di storia, come avete detto, per chi osserva e per chi la fa. Personalmente, nel corso dei miei studi e delle mie formazioni, ho sempre visto la storia un po' come un film, in cui lo storico è sia spettatore che regista. Quindi osservare sempre la stessa trama, immaginarsi magari che in questo momento, in una dimensione del passato, questi eventi si stiano ripetendo in continuazione e andare sempre all'origine di quel momento lì per farvi vedere, per così dire, questo film in continuazione. Ecco, poi La notte dello storico è un film, certo, che si continua a vedere, un film appassionato, al punto che si possono sapere addirittura tutte le battute dei protagonisti, ma ogni volta c'è sempre qualche fotogramma che manca. E quindi il compito dello storico è integrare quel fotogramma per far sì che il film sia ancora più completo, avvincente e che possa in qualche modo essere conosciuto a più persone. Ecco, io leggendo questo libro ho avuto proprio questi versi, cioè essere per un'opera cinematografica quasi, in grado di testimoniare veramente in poche pagine una vita e un'esperienza particolare, che è quella di Tito Tascon. Ora, in che contesto si trova questo personaggio? Qual è l'Italia dell'Italia? È un'Italia molto diversa, se vogliamo, dai nostri standard, dai nostri modi di pensare, dai nostri modi di vita. È un'Italia innanzitutto che è uscita dal vittorioso da una guerra, ma al contempo ha delle difficoltà a convertire la sua società e la sua economia a quello che è stato un 4 anni, sono stati 4 anni di guerra, a un'economia di pace. Quindi un'economia che predilige non tanto questi fermamenti, quanto produzione di beni di consumo. L'Italia non ci riesce, fa molta fatica perché politicamente non è mai stata, per così dire, degna del suo ruolo, perché ancora in precedenza le nazioni europee sono considerate l'Italia, soprattutto nel 1911, a 50 anni per l'unità, una di loro, una grande potenza nata. La seconda guerra mondiale aveva dimostrato però che il fatto di essere una grande potenza poteva essere inficiato per la capacità di questo paese di tenere la guerra. E si è dimostrato ancora di più a livello politico successivamente, quando i governi liberali non sapevano più convertire il contesto che loro stessi avevano creato per mantenere questa guerra in un contesto che potesse non solo riportare una tranquillità sociale, ma anche reintegrare quelle persone che fino a quel momento erano state accumulate in massa e buttate direttamente al fronte allo scopo di conquistare terre tedesche. Ora, i governi liberali quindi non riescono, mostrano debolezza, continuano a cadere, a venire nominati, ci sono tante elezioni nell'immediato primo dopoguerra e naturalmente si genera una sfiducia nella politica del paese. Una sfiducia che è comprovata anche da fatti che avvengono all'estero. La rivoluzione russa del 1917 terrorizza tutta l'Europa e l'Italia è uno degli anelli deboli dell'Occidente sotto questo profilo.
Già la borghesia italiana non era chissà che sviluppata se paragonata a quella dell'Europa. In più dobbiamo pensare che l'Italia è un paese agricolo, più che industriale, quindi un paese profondamente analfabeta, ancora legato alla tradizione e soprattutto non in grado di capire il qui e l'ora di dove si trovava. Si formano, per così dire, tante creme. Il biennio rosso dopo tutti è il momento in cui il Partito Socialista ottiene buonissimi risultati alle elezioni, ma è anche il momento in cui gira molto lo slogan "Fatevi in Russia". Quindi a livello politico lo spauracchio che effettivamente da un momento all'altro in Italia possa scatenarsi esattamente quello che è successo con l'Unione Sovietica, con la Russia. E quindi già l'immagine antipolitica per evitare questo scenario comincia a prendere piede, ma non tanto a livello razionale, quanto a livello emotivo. Casualmente parlando, se dobbiamo pensare anche alla classe contadina, abbiamo tanti casi di tentativi, per così dire, di arrivare a fare esattamente quello che è successo in Russia. Qui in Friuli abbiamo qui proprio questo, il problema abbiamo il caso del soviet di Paristomini, quando gli agrari, a un certo punto, poiché non vedevano riconosciute le loro richieste quanto riguardava la distribuzione dei proventi delle terre, occuparono direttamente i terreni proprietari di Paristomini e alla fine perirono di fronte al fatto che la polizia, e poi i fascisti, avessero represso questo tentativo. Ora, cosa volevano queste persone? Queste persone non volevano fare come volevano semplicemente ottenere un po' più di benessere, stare un pochettino meglio. Di questo naturalmente la razionalità della politica non ne teneva conto, perché in un periodo molto emotivo di coinvolgimento forte della popolazione non era possibile pensare altrimenti, soprattutto con lo spauracchio dell'Unione Sovietica e della Russia, quello che è successo in Russia. Ecco che quindi si formano delle crepe all'interno di questa emotività in cui si inserisce un nuovo protagonista, Mussolini, col fascismo. Ora, Mussolini, sappiamo tutti, è stato un socialista, espulso anche il socialista per le sue vedute belliciste con la prima guerra mondiale, e anche lui per certi aspetti al paladino della rivoluzione, ma non una rivoluzione comunista, non una rivoluzione di tipo socialista, una rivoluzione a modo suo, di tipo fascista. Che cos'è quindi il fascismo? Il fascismo è negazione di tutta la politica, negazione di qualunque valore che la politica ovviamente rappresenta. È negazione naturalmente delle ideologie classiche del liberalismo, del popolarismo, del comunismo, del socialismo, è negazione della partecipazione pubblica, è negazione dell'associazionismo, è negazione della libertà di espressione, è letteralmente il negativo, la politica nel suo negativo. Mussolini però aveva in questo negativo che lui stesso crea, la possibilità di fare una sua rivoluzione personale. Una rivoluzione che non trova adesione tra la rivoluzione. Perché le minorità è troppo fotonda, perché non riescono alcuni a spiegarsela. E nel suo essere minoritario utilizza lo strumento della violenza per farsi ascoltare. Ora, per farsi ascoltare è un modo un pochettino infantile per inquadrare definitivamente il fascismo. La violenza è uno strumento di lotta politica, è anch'essa uno strumento di antipolitica. E non è tanto per farsi anche ascoltare, certo, è un fatto, ma soprattutto quello di ergersi come difensori di quello che è il mondo produttivo dell'epoca. Quindi, in un contesto fortemente emotivo, difendere quelle persone, che vari critici che possono finanziare la rivoluzione fascista, di fronte allo spauracchio di qualcosa che in realtà è solo mandato a livello emotivo, che di realistico di concreto non poteva effettivamente svilupparsi. Quindi Mussolini fa molto leve su questo discorso emotivo e gradualmente impone il suo valore. Abbiamo i casi delle violenze, soprattutto come si ricordava prima delle varie caricatore, che sono più emblematiche di questo modo di correre in difesa dei proprietari, dei padroni, contro quelli che dalla propaganda dei liberali, se vogliamo, ma anche delle destre, erano infiltrati come elementi rivoluzionari per eccellenza. Quindi la giustificazione di evitare una rivoluzione funzionava per Mussolini per ottenere un consenso insieme a chi poteva dargli un contributo economico. E di questa cosa Mussolini continuerà a fare un tesoro, finché a un certo punto, sempre in minoranza, arriverà a farsi suo. Penserà
probabilmente come sappiamo bene che non fu partecipe direttamente alla pace su Roma, perché più di tanto aveva lui considerato il rischio d'errore, quindi lui stesso non si fidava della sua base, della capacità che poteva avere la sua base, ma in questo caso fa un azzardo che effettivamente funziona. La crepa in cui lui si è inserito a un certo punto riesce a gonfiarsi all'interno per spaccare completamente il sistema. Perché il suo sistema, il suo imporsi emotivamente a livello anche politico, riesce a convincere il re, senza neanche averlo entrato in produzione, concede di potere con un gesto di forza. Ora, Mussolini quindi è un abile politico sotto questo profilo e dal 1922, dall'ottobre del 22, inizia la sua ascesa senza più ostacoli. Le elezioni del 1924 sono, per così dire, la sua prova definitiva in cui lui, ancora sapendo di godere della minoranza dei consensi d'Italia, modifica il risultato del voto e serve naturalmente al concedimento di Matteotti, il punto socialista Matteotti, il cui omicidio poi causa letteralmente la presa di potere definitiva di Mussolini, sempre inquadrato all'interno di una necessità di ripristino dell'ordine. Ora, cosa c'entra tutto questo discorso con Tito Tarragoni? Per certi aspetti Tito Tarragoni dei protagonisti, se vogliamo, anche forse ignoranti nella storiografia, fin troppo ignoranti, perché è un attentato che non è mai neanche stato un attentato, un tentativo, un'intenzione di attentato, se vogliamo. Ma non aveva neanche fatto in tempo a puntare il fucile che era già agli arresti. Ora, adesso vedremo un attimino chi era questa figura. A me tutto sommato ha colpito il discorso che nel suo tentativo di salvare l'Italia da quello che era l'antipolitica, a un certo punto Zanniboni, alla fine, dicevo che in epoca repubblicana, non neanche conclude il libro, in qualche modo si reputa grato di non aver ucciso Mussolini. È un po' un controsenso, se pensiamo. Uno aveva montato un fucile austriaco per uccidere uno che si stava imponendo come dittatore. Perché allora uno dovrebbe pentirsi di fronte a un atto che lui stesso aveva premeditato per poter liberare l'Italia dalla dittatura. E che appunto vorrei chiedere all'autore, questo Tito Zanniboni, chi era in realtà? Io vi ringrazio per aver individuato in questa storia, ho sentito la parola romanzo di film. In effetti, quando a un certo punto mi sono posto il problema di una seconda edizione, perché la prima edizione miracolosamente aveva avuto in poco tempo, una cosa molto strana, era un autore non conosciuto, dilettante, quindi pensai a riscrivere completamente il libro e come si fa oggi, allora abbiamo dei temi curati, una storia molto, molto più accessibile, più facile. E volevo riscriverlo come romanzo, però poi ho ripensato perché un libro con le note, la bibliografia e dimostrare che quelle cose sono successe veramente, secondo me, è ancora una forma valida per raccontare una storia che ha degli aspetti molto interessanti, degli aspetti diciamo scenici, con situazioni molto particolari e quindi via. Allora, Tito Zanniboni è un personaggio molto strano. Lui è un socialista, si interessa, ha un passato anche americano, la ragazza era stata negli Stati Uniti e ritorna, si impegna nelle lotte sindacali del Mantovano, e lui veniva dalla provincia di Mantova,
Poi da socialista pacifista diventa un valoroso soldato e si guadagna 2 o 3 medaglie sul fronte carico. Lui poi mantiene questo rapporto con il Friuli perché conosce una donna di Puglia che aveva un'osteria con delle camere e durante la guerra lui frequentava sia l'osteria che la donna, cioè nel senso che Tito Nicoli era un bell'uomo che era sposato, però aveva diversi amanti. La più famosa di questi amanti era Sibilla Re e quindi rimane legato al Friuli, tant'è che si presenta nelle elezioni del 1919 e non viene eletto, ma viene eletto nella circoscrizione utile del 21 del 1921, quindi fa parte di quella grossa pattuglia di deputati socialisti che le elezioni del 1921, quindi a un anno della marcia solo un anno e mezzo, sono vinte dai socialisti e dai popolari, cioè dalle forze che si erano opposte all'entrata in guerra per l'Italia, in fatto molto significativo. Per cui frequenta molto il Friuli, conosce tutti gli esponenti socialisti, il Friuli ha rapporti con Medero, ha rapporti con le cooperative carniche, però diciamo che a un certo punto lui aderisce alla corrente riformista al Partito Socialista Unitario che nel 1922 ha come segretario Giacomo Matteoli. È un riformista, come molti non riesce a capire l'essenza del fascismo, cioè sia molti liberali sia anche molti socialisti pensano che prima o poi il fascismo rientrerà nell'ambito della cosiddetta democrazia liberale. Tanto è vero che Com'ero partecipa alle trattative con un Mussolini consenziente del cosiddetto patto di pacificazione che nel 1921 salta subito, perché le squadre fasciste non lo accettano. C'è una grande manifestazione fascista a Bologna e c'erano dei cartelli con scritto "chi ha tradito tradirà", ed erano cartelli anti-mussoliniani all'interno del fascismo. Diciamo che la posizione di Mussolini all'inizio non è stata così ferma come poi noi abbiamo considerato il Mussolini, Luce del fascismo. C'erano delle correnti che poi si sono fronteggiate in varie situazioni di tasca, tra cui anche il Friuli. C'era la corrente dei normalizzatori fascisti, capitanati dal nostro concittadino Pisenti, e poi c'era la corrente degli intransigenti che faceva a grandi linee riferimento al più fascista, a Roberto Tollinacci. Tito Zaniboni in sostanza dialoga con D'Annunzio, dialoga, meglio, cerca di dialogare con il re, convinto che il fascismo sarebbe presto
ma il re lo riempie di silenzio, l'annunzio è riempito d'oro nella sua grande vita di e non interviene. Qual è la molla che fa scattare tutta questa storia? È sicuramente il delitto Matteotti. Il delitto Matteotti che avviene, secondo lo storico Mauro Canali, non tanto per il discorso sulla annullabilità delle elezioni per le violenze delle squadre. Canali dice che Matteotti, che viene rapito il 10 giugno 1924, l'11 giugno si è iscritto a parlare e aveva con sé una documentazione che lui si era procurato in maniera molto avventurosa perché gli avevano ritirato il passaporto in Inghilterra per una questione di petrolio. Questione abbastanza complicata, ma in sostanza Matteotti avrebbe denunciato il fatto che il fascismo si finanziava con grosse tangenti. Non è una novità nella storia italiana, no? E questo fa sì che Matteotti venga eliminato. Allora, nel titolo io ho aggiunto un termine, complotto friulano. E allora vi vorrei spiegare perché friulano. Hai altre domande? No, poi parlo perché vi comprendo. Allora sì, in questo caso il discorso di Tito Zanimoni, come spiegato, è interessante soprattutto per la morte del omicidio Matteotti. Come detto, l'amministrazione del governo, il governo liberale tiene di tenere sotto controllo Mussolini, lo sottovaluta, stesso Giolitti ne approfitta perché lo utilizziamo fin tanto che serve per ricordare l'ordine e poi sarà un fenomeno che finirà da sé. La sottovalutazione è quella che appunto impone la mancanza di una razionalità per capire che sia di fronte, è la convinzione che certi fenomeni possono rientrare da sé. Però la mancata comprensione di come questo fenomeno era iniziata peso prevalentemente. Zanimoni, anch'esso all'inizio sembra quasi piacere di questa ingenuità, andando a parlare con Mussolini, cercando un attimino di considerarlo un pari a livello politico. Poi lui non si considerava un pari a livello politico di nessuno, perché quello che ho detto è antipolitico lui, quello che doveva ribaltare la situazione. L'omicidio Matteotti fa un pochettino svegliare le coscienze, e soprattutto Zanimoni se ne accorge in maniera plateale. E si accorge soprattutto anche della questione a livello locale. Ora, complotto friulano, esattamente. Il Friuli Buia è il suo centro di riferimento, nella sostanza. E quando si parla di fascismo nel Friuli, non si può fare altro che ricordare il fascismo di confine. La sua peggior versione, se vogliamo, al confine da parte del Friuli sloveno e tedesca, ma poi anche nella Venezia Giulia, il fascismo non usa questi termini nelle sue violenze, va ben oltre la semplice repressione dei socialisti, la repressione etnica, contro gli slavi, contro i tedeschi. E in un certo senso i riflessi di questo radicalismo si ripercuotono anche da noi. Da noi il fascismo aveva un connotato, per così dire, molto campanilistico e di fatto vince un protagonista, cioè un altro personaggio che io ho trovato particolarmente interessante, tale Pier Enrico Mannava, che a quanto pare sembrerebbe quasi rappresentare l'alter ego di Tito Zanimoni, però con un distacco, se vogliamo, dalle vicende rispetto a quanto Zanimoni faceva a livello nazionale, un po' più marcato. E quindi in questo caso, attraverso il complotto friulano, anche Pier Enrico Mannava, come si inserisce in questa vicenda? Era Enrico Mannava, era il Buio.
paese dove paese frequentato da Tizio Pannigoni con la sua amica Lucia Paoluzzi, che gestiva la famosa osteria. Quindi da un fatto locale che è ancora ricordato a lui. Forse lì c'era presente alla presentazione a cui della prima edizione, mi pare che c'eri, ti ricordo ovviamente, c'era molta gente alla presentazione del libro di Giovanni, perché c'era ancora un ricordo, perché l'ultimo dei protagonisti era morto 4-5 anni prima che io scrivessi il libro, che non ho conosciuto. L'attentato è il primo tentativo di attentato serio alla figura di Mussolini. Allora, una vignetta per dire che con le elezioni del 24 Mussolini veramente è il capo della nuova Italia fascista. Questa è una vignetta dell'epoca. I tentativi per eliminarlo sono stati molti. Forse quella che andò più vicino è una signora irlandese che si chiamava Patterson, e Mussolini doveva partecipare a un convegno di gruppi a Roma. Questa signora va a Roma con intenti un po' confusi, si procura una pistola e quando Mussolini esce da questo convegno a non più di 4 metri spara un colpo. Mussolini probabilmente facendo il saluto fascista va indietro con la testa, e questo è il risultato, che il proiettile gli sfiora il naso e lo colpisce di striscio. Poi ci sono altri attentati come quello della NATO Gino Lucetti, che scagliano una bomba a mano dall'alto del Presidente del Consiglio. Questa bomba a mano batte sul parafango dell'auto e ritorna indietro colpendo dei passanti. Un altro attentato, questo è un bambino, era un ragazzo di 14 anni che si chiamava Anteo Zamboni, che nel 1926 pare che spara all'auto con Mussolini su un'auto scoperta, gli sfiora la cravatta del nome di Vicenza, e questo bambino viene assalito dalla folla e viene pugnalato dai fascisti presenti. In quel frangente c'era anche il padre di Paolo Pasolini, che all'epoca prestava servizio a Bologna. Poi andando avanti nel 1931 per la storia tragica di Michele Spiro, un analogo che viene dall'America e cerca il modo per avvicinarsi a Mussolini, fa amicizia con una ballerina cecoslovacca, gli racconta che lui era lì per eliminare il duce. La ballerina poi spinta battuto alla polizia politica. Schirru viene arrestato, lui prende la pistola di un poliziotto e si spara, e questo però non trova la morte. Schirru verrà condannato a morte perché con le leggi fascistissime del 1926 il fascismo reintroduce la pena di morte, no?
per cui vieni condannato per aver pensato di uccidere Mussolini. Come vedete, sono tutti attentati che appartengono, diciamo, a una visione di anarchici, anche giustizia e libertà era per il tirannicidio, no? con la possibilità di eliminare il tiranno. Diciamo che questa prassi non rientra per esempio nelle finalità dei comunisti, che non vedono nell'attentato personale la maggiore che se lo ricorda. Allora, il luogo dove avvengono i fatti. Avete presente un po' Roma? Questa è Piazza Colonna, la famosa Colonna, dove c'è Palazzo Chigi, che all'epoca è la sede del governo, come devo dire anche oggi. Quello a destra, sulla mia destra, è Palazzo Chigi, che ha una terrazza all'angolo. Lì, poco distante, c'era un albergo, l'Hotel Dragoni. Tizio Zaniponi, che si fa chiamare Domenico Silvestrini, mi fa prenotare una camera. Il padrone dell'albergo non gliela voleva dare perché lì 3 giorni prima era morto il padre, lui insiste, guarda verso la piazza, verso il balcone, dice no, questa è la camera che mi va benissimo, perché voleva assistere invece all'albergo la sfilata del 4 novembre del 1925, in cui un corteo da Piazza del Popolo doveva dirigersi verso l'altare della patria. Questo corteo si sarebbe fermato sotto il balcone, lì Mussolini doveva fare un discorso e da lì doveva partire la pallottola fatale, la pallottola che avrebbe cambiato la storia d'Italia. Tito Zaniponi non è solo, è con il suo giovane aiutante che aveva conosciuto durante le ricerche del cadavere di Giacomo Matteotti. Sapete che Giacomo Matteotti viene rapito a luglio e poi viene ritrovato il 16 agosto del 1924 nel famoso bosco della Quartarella. Zaniponi fa un piccolo lavoro nella finestra dell'albergo per puntare il fucile, dopodiché si mette distendo sul letto aspettando il momento propizio per sparare. Dopodiché interviene la polizia e lo arresta. Come fa la polizia a sapere della presenza di Zaniponi all'Hotel Dragoni? Questo ve lo dico tra 10 minuti. Ecco, questa è una foto che non è quel momento, ma descrive la situazione. Mussolini parla dal balcone d'angolo sotto i combattenti delle camicie nere che dovevano ascoltare il discorso di Mussolini. Questo è il balcone. Quindi, come vedete, doveva posizionare il fucile in maniera un po' diametrale e Zaniponi in realtà è un ottimo tiratore che si era fatto valere in guerra. Questo era l'obiettivo. Puglia
abbiamo detto delle frequentazioni tra luoghi a Buia. E di Buia era di Barbara che derivava da una famiglia con un passato risorgimentale. Altro Barbara aveva partecipato ai noti del 1848 e così via, una famiglia molto patriottica. Barbara aderisce al fascismo intorno al 1923. Prima era consigliere comunale del gruppo degli ex combattenti che si fronteggiava con i popolari, il consiglio comunale, in un clima molto teso. E tant'è vero che ai consigli comunali molti hanno atti giusto per darvi l'idea. Ecco quindi le squadre fasciste friulane. Tra l'altro Barbara era eroe di guerra, nel senso che si era paracadutato oltre le linee nemiche dopo Caporetto, era uno dei primi lanci col paracadute e lo fa con il suo amico, quello in parte più piccolino, che si chiamava Ferruccio Nicoloso. I due erano inseparabili, ambedue decorati con medaglia d'argento e ambedue facendo parte del gruppo degli ex combattenti, ambedue aderiscono al fascismo, ma qui interviene un qualche cosa di strano. Piero di Lugano viene istituito della medaglia d'oro. Questo fatto gli permette, anche attraverso la conoscenza di Italo Balbo, che frequentava Friuli, soprattutto San Daniele, perché la moglie, quella che diventerà moglie di Italo Balbo, era una Florio, poi aiuta a fare carriera all'interno del fascismo e questa carriera è vertiginosa. Se noi pensiamo che dal 23 al 24 il Piero Nino Barbara diventa membro del direttorio, segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista al posto di Marinelli e membro del Gran Consiglio del Fascismo, quindi una carriera straordinaria. Ferruccio Nicoloso non riceve questo riconoscimento e tra i due diciamo c'è un diverbio totale, una rottura totale e il paese, il piccolo paese di Puglia si spacca in due frazioni. Ferruccio Nicoloso non poteva non entrare nell'orbita di Tito Tariboni e si forma un gruppo, questo è Enrico Barniman, questo è Balbo, questo è Ferruccio Nicoloso, molto espansivo, molto simpatico, mentre Barnaba era più taciturno. Questo gruppo si riuniva nell'osteria di Lucia, fa riferimento a un gruppo politico che si era formato tra ex combattenti, socialisti, riformisti, repubblicani, che si chiamava Italia Viva. Avviene Libera. Italia Libera. Lapsus. L'Italia Libera. Questa era Tito Tariboni, questa è Lucia Paolusti, questo è Zaniboni con Acerbo, con Giacomo Acerbo nel momento del patto di pacificazione. Questo
e vedi che Mussolini che suona il violino nella casa di Via Rasella, perché Mussolini non abitava ancora Villa Torlonia, ma abitava in Via Rasella. E in questo gruppo ci sono altri esponenti di Puglia, come Angelo Sella, che era stato luogotenente di Zaniconi, quindi un nucleo molto compatto, però diciamo dei cospiratori molto avanti di loro, nel senso che in tutto il film si vede, questi frequentavano l'osteria e i fascisti dicevano: ma tu avrei poco tempo da vivere, ti appenderemo i fanali e cose di questo genere. Poi quando diciamo, i fascisti locali si rendono conto che questo connubio Zaniboni, Nicoloso poteva essere pericoloso, vanno a fare le riunioni in casa Rossella. Questi sono altri membri di questo gruppo, avviene il fattaggio, ossia l'omicidio Matteotti e il ritrovamento della sua salma, il periodo che va dal giugno al dicembre del 1924 è per il fascismo un momento molto molto difficile, molti fascisti si staccano da Cilice, Mussolini si trova da solo finché, spronato dagli estremisti del fascismo stesso, pronuncia quel violento discorso che è il discorso del 3 gennaio 1925. Zaniboni, e così l'antifascismo perde una grandissima occasione anche perché sceglie la via dell'Aventino, e da un punto etico e morale è una cosa degna, da un punto di vista politico è stato un disastro, tant'è vero che il gruppetto dei comunisti rientra in Parlamento. Zaniboni comincia a cercare aiuti nei direttori dei giornali, Mussolini andava va dal re, il re non ti risponde, va dal Munster, va dai imprenditori per un finanziamento che lo aiutasse in qualche modo a eliminare il capo del fascismo, nessuno gli dà un contributo, un aiuto, e così Zaniboni si trova da solo. E dopo il 3 gennaio 1925 si assume l'onere di fare da solo. È venuto addirittura alle regioni garibaldine che stavano in Francia, e le regioni garibaldine guidate da Peppino Garibaldi e da Ricciotti Garibaldi, poi alla fine si riveleranno degli agenti della polizia fascista. Chiede aiuto addirittura ai fascisti dissidenti, Raimondo Sala, Borghi, Colzini. Forni viene picchiato duramente dalla banda di Giunini, per quello che uccide Matteotti. Alla fine il gruppo di Puglia si trova solo, per cui dopo aver girato con una lancia per tutta Italia cercando di tessere le file, si assume questo compito. Il gruppo si riunisce per l'ultima volta a Passo Montecroce Carne, quindi una località isolata. Angelo Sella procura il fucile che doveva servire per uccidere Mussolini, e
Zaniolo come il suo figlio segretario Carlo Quaglia partono e vanno verso Roma. L'attentato non avviene, i due vengono arrestati, chi tradisce il giovane Carlo Quaglia, e per una storia che io racconto di gli occhi in borsa, di soldi, aveva raccontato tutto alla polizia politica, e quindi la polizia politica sapeva perfettamente cosa stava avvenendo. Se i fascisti di Puglia avevano informato ovviamente Barman del pericolo, la polizia politica sapeva, e Farinacci, che in quel momento era segretario del partito, gestisce questa cosa, e il mancato attentato servirà a Mussolini per chiudere un po' la volta le libertà democratiche. E tutti gli attentati che ho raccontato prima sono serviti per chiudere quelle poche libertà democratiche che erano rimaste. Ovviamente la stampa del giorno dopo, dare osservata per dare un anno di verdura, le chiese si celebrano il Te Deum e così via. Questo è il fucile, le precisioni, uno Stagger che Zamboni aveva usato altri elementi della stampa. Nello stesso giorno in cui viene arrestato Zaniolo, viene arrestato anche il generale Capello. Il generale Capello era il comandante della seconda armata che in un momento aveva aderito al fascismo. Poi quando Capello capisce che il fascismo sta concludendo o vuole concludere un accordo con la Chiesa Cattolica, buon massone di Palazzo Giustiniani, si tira fuori e partecipa a delle riunioni, però viene arrestato perché dà 300 lire a Carlo Quaglia, che ovviamente viene notato da qualcuno della polizia politica e viene arrestato. Quindi era la battaglia del fascismo contro la massoneria. Eccolo qui anche il generale che prenderà 30 anni di reclusione, come Zamboni prenderà 30 anni di reclusione, i suoi amici di Puglia 10, 30 anni in cella che riesce a fuggire e così via. Se noi paragoniamo le condanne degli assassini di Matteotti le condanne di questi sono veramente improponibile è il confronto. Una cosa molto simpatica, Carlo Tresca, un anatico, scrive una commedia dell'attentato Mussolini, Il segreto di Pulcinella, che viene pubblicato negli Stati Uniti. Barnaba, la carriera di Barnaba finisce, lui nel 1936 diventa podestà di Udine, finisce perché sbaglia la corrente, no? Questo avvicinarsi a Farinacci lo impedisce di continuare nella sua carriera, e lui è nelle vesti di podestà che riceve Mussolini a Udine, e il libro finisce con un capitolo che io chiamo l'isola del destino, in cui in quest'isola che è Ponza sono alla confine Zaniolo, che si fa tutti gli anni di galera che deve fare, e Pietro Nenni, che vedono un'imbarcazione avvicinarsi a Ponza. Su quell'imbarcazione
c'è Benito Mussolini arrestato 2 giorni prima dal re, per cui il carceriere e i carcerati sono assieme sulla stessa isola. L'isola di Ponza, non è di questa immagine di Tizio D'Aragoni anziano, quando c'è la liberazione pluriale di un carico del governo Badoglio, ma è un pasticcione, viene affidato all'incarico di commissario per l'epurazione, ma dura molto, molto poco. Aderirà al Partito Sociale Democratico, coerentemente con le sue idee. Aggiungo solo un aneddoto che però è particolare, cioè nel senso che lui si ritrova dopo guerra, ci riprova a entrare in politica, se non sbaglio si candida nel collegio di Alessandria, forse, e riesce a vincere il comandante Valerio, se non sbaglio, e nello stesso collegio ce la fa Valerio, esatto, quello che deve essere sparato. Quindi no, è un aneddoto. No, l'altra cosa che dice qui, poi ti lascio il microfono, è il fatto che la terra friulana, quella che gli ha dato comunque soddisfazione per i meriti di guerra, le amicizie costruite, è la stessa che poi l'ha tradito. Infatti poi lui credo che poi da queste parti non abbia più voluto tornarci, ma non sa succedere. Ma poi non so come l'abbia vissuta, ecco, questa cosa di essere stato tradito da una terra che per lui contempla gli aveva dato anche molti. No, non l'ha vissuta male. Non è stato tradito dai friulani, No, Carlo Baglia era un romano, era un redattore, uno studente universitario e un redattore del Po. Anzi, l'unico gruppo che gli dà solidarietà è quello. Ecco, sì, a me ha affascinato molto la ragnatela di contatti tra Zanniboni e diversi tipi di mondo, il mondo antifascista, ma al contempo anche il mondo delle spie. Citavo prima i figli di Garibaldi, ecco, quindi anche le legioni garibaldine in Francia, la sua stessa rottura poi con i socialdemocratici nel momento in cui lui intercetta dei fondi da Praga per cercare di mandare avanti questo progetto che alla fine i socialdemocratici non ci stanno perché può essere troppo rischioso. E in un certo senso si legge quasi una parabola discendente che sembra quasi raffigurare per certi aspetti anche la rinuncia dell'antifascismo a essere più incisivo nei confronti della storia che sta in questo momento prendendo piede. La questione che, ripeto, intrigante appunto il discorso della ragnatela di contatti che Zanniboni fa, del fatto che fosse uno dei politici più, per così dire, in vista nell'epoca, e che il suo attentato sia stato un non attentato nei fatti, ma che fosse usato nei fini della campagna, ad esempio, propagandistica del fascismo, come uno strumento che poi si è ritorno anche contro gli antifascisti, nel momento in cui la propaganda tendeva a dare a Mussolini la classica nome di luogo della provvidenza sopravvissuto più e più volte poi ai successivi attentati. Sì, volevo anche concludere un attimino sul discorso finale, quindi un antifascista che poi finisce al confino, che sopravvive alla seconda guerra mondiale, che è l'occasione anche di tornare per certi aspetti protagonista delle vicende del dopoguerra, sebbene gli diano, per così dire, il patentino un po' troppo rigido nel suo modo di fare. E nel complesso si può anche dire che si tratta di una figura molto particolare ed è, diciamo, anche un peccato che, proprio perché queste
queste vicende si siano concluse con un di fatto, la figura di Zaliboni non possa essere in qualcosa di un maggiore rilievo. E direi che a questo punto le osservazioni le finite, se vuole qualche ultimo commento. Questo attentato fa diventare Mussolini vittima e non più carnefice. Quel periodo da giugno a dicembre è stato veramente duro. A Mussolini serviva una cosa del genere per come dire, riprendere, e ogni attentato che è servito per, vedete, i veri criminali sono persone che vogliono eliminare. Poi io direi che possiamo finire qui, grazie alla pazienza. Ringrazio i nostri ospiti chiedo se c'è una domanda. No, ma per la registrazione. No, forse non ho capito bene. Mi interessava sapere come sono nati i primi, cioè che gente erano i primi fascisti, diciamo, queste squadre, cioè, all'inizio proprio. Da chi erano comandati? Allora, le origini del movimento fascista sono molto eterogenee. Ci sono gente qualunque popolare, ex combattenti, persone che magari sono anche state scontente dell'amministrazione politica passata, e insomma, quella rappresentativa di quella fetta di società che non vedeva risposte dalla politica e che aveva intenzione di ribaltare. Diciamo, una protesta, ma in senso molto violento, che coinvolgeva diverse tipologie di persone. Tra i fascisti non ci sono solo ex combattenti o gente del popolo, ma anche intellettuali che vedono nel Mussolini qualcosa di efficace, ovviamente per risolvere i problemi politici d'Italia. E tutte queste figure molto eterogenee, anche di esperienze politiche diverse, ci sono ex socialisti, nazionalisti che poi entrano nel 1923, ci sono persone liberali che si convertono alla causa del fascismo, in cui il fascismo assume un connotato nazionalista. I cattolici poi, con i patri cominciarono ad avere un pochettino di più credito al regime, soprattutto per via degli accordi. Quindi, come origini, direi, persone comuni di qualunque estrazione, che sono rimaste affascinate dal cosiddetto messaggio rivoluzionario innovatore di Mussolini e che vedevano in Mussolini il punto centrale, il punto fondamentale dell'Unione. Si dice molto spesso appunto che senza Mussolini il fascismo non sarebbe esistito. E di fatto è anche vero, perché il discorso stesso dell'attentato di Guido Zaliboni è quello di eliminare il cuore del problema. E se ci davano prima le correnti anche per ricordarla, che fa parte di una corrente, per così dire, sbagliata, per immagini di fare fosse. Ecco, una corrente politica minoritaria, poi gli stessi gerarchi al vertice non vedono l'ora di farsi la pelle tra di loro per arrivare più vicini possibile a Mussolini e si portano dietro le loro consulterie, sempre comunque molto variegate per quanto riguarda Sì, non mi interessava nulla proprio, però quando arrivano appunto violentemente, non so, cioè, non c'è, la polizia, non so, lo Stato, le cose, li ha lasciati fare? Li ha lasciati fare. Perché in questo caso era la politica dei governi liberali che, non riuscendo, anche diciamo dell'epoca giolittiana, perché Giolitti è quello che per primo riconosce i sindacati e comincia a dialogare con i socialisti, e questa cosa qui non c'è anche dopo che Giolitti torna al governo, dopo la prima guerra mondiale, e c'è comunque una sorta di non si può, per così dire, tornare sui propri passi, ma non si può nemmeno tentare di far sì che lo Stato diventi nemico della popolazione che protesta, perché l'esempio russo è calzante. C'era il rischio che dicevo prima, proprio il motivo che si potesse fare con la Russia, e questa non era più una paura che una reale possibilità di questo discorso.
Ed ecco che quindi i fascisti sono letteralmente il coniglio fuori dal cilindro, la soluzione che i governi utilizzano per evitare di fischiarsi troppo le mani della repressione, confiando che sia per non sedere. Un'altra domanda. Un'altra domanda. Quanto sono implicati i servizi segreti inglesi? Questa è più complicata da rispondere. Al momento non lo saprei dire, nel senso che i discorsi della politica segreta toccano un po' diversi tipi di interessi. Se ci si riferisce al periodo dopoguerra, si può pensare a Mussolini come abile anche a trovare un po' di finanziamenti all'estero, però non posso dire al momento di dirle effettivamente quanto ci sia stata una forma da parte dell'inglese per questa situazione qua. Potrei supporre che ci sia stata come anche no, però non dovrei avere delle foto per poter rispondere con sicurezza. Perché ho letto dei libri e appunto parlano di questo, quindi vabbè, grazie. Diciamo che quello che storicamente è accertato sono i soldi delle grandi industrie e soprattutto degli agrari. No? Quindi diciamo che gli altri hanno forse aggiunto, però in realtà appunto Si faceva meno proprio. Su questo discorso, sul fatto di ergersi a tutore dell'ordine pubblico con un prezzo che poi sarebbe dovuto essere saldato a debito. Quindi i soldi erano utili, ma avrebbero poi chiesto molto di più per quanto riguardava il suo ruolo. E non voleva nessuno essere utilizzato da nessuno, quindi per lo sapere. Come l'hanno fascisti? Come chiaro, non volevo dire una cosa sul fatto di fare come l'industria. Il biennio rosso che nel 1919, 1920 aveva, come dire, spaventato la borghesia italiana. Mussolini cavalca questa paura, ma cavalca una paura che di fatto non esisteva, cioè per dire la reazione del 23, 24, 25. I partiti della sinistra, i socialisti, i comunisti non erano in grado di... però lui alimenta questa paura. Si presenta come l'uomo doppio in Italia. Poi chi sono questi fascisti? Sono varie cose, sono degli ex combattenti, degli ufficiali che avevano avuto un ruolo nella prima guerra mondiale, che una volta entrati nel periodo di pace sono degli schiattati. Sono persone che hanno vissuto la guerra, hanno per dire, visto e attuato la violenza. Questa violenza viene trasportata nel periodo di pace. Uccidere un uomo, bastonare un uomo, per loro è una cosa normale, insomma, è la violenza dalla guerra che viene trasportata nella società civile. E la lotta politica in quel periodo, ho detto prima, i consigli comunali di cui andavano con la pistola. C'era una situazione molto, molto complessa, insomma, anche perché i socialisti non si tiravano indietro a dileggiare l'ufficiale, a prendere in giro e a dire che è colpa sua che di questa situazione. Questi reagivano, quindi
si forma un odio antipopolare, antisocialista, e soprattutto le classi piccolo borghesi, che erano le classi che avevano subito un arretramento, perché i contadini erano prima, i contadini erano dopo, e i contadini poi 19-20 riescono a ottenere delle migliorie nei contratti il movimento operaio fa delle conquiste, insomma, in quel 19-20 e vengono, come dire, distrutte nel biennio successivo. C'è una reazione e i liberali appoggiano liberali di destra, ma complessivamente tutta la classe liberale italiana vede in buon occhio il fascismo. Ricordiamoci che al momento della marcia su Roma, Mussolini ha 30 deputati, cioè non è maggioranza, non è assolutamente, ma ha 30 deputati. Però un potere di ricatto nei confronti della monarchia è molto alto, insomma. È chiaro, poi non entriamo in una polemica, che la marcia su Roma poteva essere militarmente fermata. Ovviamente l'Italia perso dal punto di vista militare era facilissimo sconfiggerla. Non si capisce perché Vittorio Emanuele III non firma lo Stato d'assetto. Perché quando voleva andare lì dice maestà se vuole noi questo. Perché l'organizzazione complessiva della marcia su Roma è stata un disastro. Il quartier generale era peggio. Le squadre avevano 3 punti di convergenza non collegati tra loro. Pioveva a dirotto, stavano per andare a casa e Mussolini stava per andare in Svizzera se le cose fossero andate male. Lì ha veramente fatto una partita di poker da giocatore esperto, perché in un primo momento volevano affidare ai fascisti 3 ministeri e lui ha detto che 3 ministeri mi date la presidenza del Consiglio oppure noi marciamo su Roma. Però questa marcia è stata veramente una farsa, cioè chiamare quella cosa lì come rivoluzione, il mito della rivoluzione fascista è una grande forzatura a mio avviso. Grazie. Bene, se non c'è altro, vi saluto, grazie ai nostri ospiti e buona serata. Grazie.